Bene, allora se vi accomodate riprendiamo per questa porzione conclusiva dei nostri lavori e allora do la parola a Valeria Tavazzi dell'Università di Roma La Sapienza, che ci porterà appunto attorno al mondo morale, del quale mondo morale sono già stati fatti giustamente un po' di cenni in vari interventi, e vediamo appunto la sua lettura di questa esperienza giornalistica che il titolo dell'intervento classifica tra romanzo e gazzetta. Prego, Valeria. Prima di tutto ringrazio l'Istituto Veneto dell'invito, nelle persone del professor Pastore Stocchi e del professor Pizzamiglio. Quanti finora si sono occupati del mondo morale non hanno potuto fare a meno di considerarlo un'opera non riuscita, un tentativo sbagliato che manca di equilibrio ed è in buona parte occupato da un romanzo allegorico goffo anche in rapporto alle non proprio brillanti prove contemporanee. Parlarne qui oggi non comporta una revisione di questo giudizio, ma semmai un tentativo di comprendere correttamente il significato di quest'opera, come ha suggerito Cesare De Michelis, riconoscendone le autentiche intenzioni anche al di là dei risultati modesti. Per farlo, dopo averne descritto sommariamente la struttura, evidenziando il modo in cui cambia nel tempo, mi soffermerò in particolare sul romanzo allegorico che ne occupa una buona parte, rimandando per considerazioni complessive allo studio di Ilaria Crotti pubblicato negli atti del precedente convegno goziano. Il mondo morale, conversazioni della Congrega dei Pellegrini, è un foglio uscito a Venezia per Colombani dal 5 maggio 1760 al febbraio del 61, quando viene abbandonato alla fine del terzo tomo in concomitanza con l'esaurimento del contratto di Gozzi per la Gazzetta Veneta. È concepito fin dall'inizio in vista di una successiva pubblicazione in volumi, al punto da non conservare traccia nella versione delegata della sua originale scansione periodica, e si profila subito come un'opera sperimentale dall'esito incerto, visto che in un primo momento l'editore esclude la formula dell'associazione per non sentirsi obbligato a proseguire qualora non abbia un riscontro positivo. La prima menzione che ne viene fatta sulle pagine della Gazzetta Veneta, da Gozzi, che ovviamente sfrutta la sua possibilità di farsi pubblicità, risale al 12 aprile del 1760. Gozzi pubblica una lettera del segretario della Congrega dei Pellegrini e alcuni materiali connessi, in cui si annuncia la prossima apparizione di un'opera nata per desiderio di emulare la Gazzetta stessa e composta da un gruppo di 6 uomini e 6 donne che, stanchi di sbadigliare per non saper che farsi, hanno stabilito per passatempo di scrivere alcuni fogli morali. Fin dall'inizio vengono esposti i tratti costitutivi della nuova impresa, la dimensione collettiva, quasi accademica, legata alla Congrega dei Pellegrini, di cui si forniscono regole e fantasioso elenco dei componenti, la gratuità che la impronta, evidente soprattutto in rapporto al modello commerciale della Gazzetta Veneta, l'impostazione morale. In questa fase il nuovo periodico viene però intitolato I Pellegrini, poiché i compilatori sono persone che hanno veduto più paesi, notate varie usanze ed esaminati diversi costumi, con un implicito distanziamento dalla Gazzetta basata unicamente su fatti locali. Un secondo intervento del segretario della Congrega è nel numero successivo della Gazzetta Veneta. Vi si elogia la componente femminile del gruppo, affermando che le donne si dedicano alla letteratura senza avere bisogno di citazioni latine o greche, ma servendosi di un'eloquenza naturale mischiata ad altrettanto innate gentilezza e galanteria. Il romanzo viene menzionato per la prima volta solo il 30 aprile, in una lettera del libraio Colombani a Pietro Marcuzzi.
Qui viene detto che uno dei pellegrini sta scrivendo una storia allegorica intitolata Il mondo morale e si fornisce uno squarcio della giustificazione dell'opera così come l'autore l'avrebbe esposta ai suoi compagni. Ve la leggo. 2 disgrazie provano nel mondo i fanciulli quando cominciano ad intendere. L'una che le balie, le serve e talora anche le avole, dappoiché le madri non gli curano più, empiono loro gli orecchi e la fantasia di favole e novelle cotanto strane che io non so come non impazziscano. Orchi, streghe, melarance che partoriscono donzelle che diventano colombe e fanno addormentare cuochi, galletti che viaggiano, baccucce che filano, ranocchi che vanno in cocchio con la cuffia e simili altri deformità sono il primo cibo, anzi veleno, di quei cervellini nascenti. Egli mi è dunque venuto in animo non di fare il maestro, no, ma di aprire una via nuova e poi lasciarne l'impaccio ad ingegni più capaci del mio per soccorrere, se io posso, alla prima età con un genere di favola che sotto il velame di certe fantasie allegoriche vesta alcune verità principali e ricopra molti semi di virtù, i quali germoglino col tempo conoscenza e costume. La via nuova che qui Gozzi si propone di aprire è dunque quella del romanzo allegorico e risponde a un ben definito progetto educativo. È un testo scritto per fanciulli con il compito di instillare nelle loro tenere coscienze i semi della virtù. Ritroviamo qui alcuni tratti costanti della riflessione gozziana: la cura per l'educazione, che prelude al suo impegno pedagogico, l'interesse per il fantastico, derivato, come ha detto Mineo, dal radicamento in un immaginario che si costruisce a partire dall'infanzia, la propensione a esprimersi per favole, parabole o allegorie. Ma se l'accenno alle balie che empiono le orecchie di fanciulli di novelle strane è un topos della scrittura gozziana, non può sfuggire nel passo citato il riferimento puntuale a quella storia delle 3 melarance da cui il fratello Carlo trarrà di lì a breve la sua prima fiaba teatrale, andata in scena il 25 gennaio del 1761. La serie di trasformazioni da melarancia in donzella, in seguito in colomba e così via, se non possono indicarci con certezza un riferimento all'opera di Carlo, composta in quel periodo e letta all'Accademia dei Granelleschi prima di andare in scena, indicano quantomeno un'attenzione comune al tema fiabesco e a quella fiaba in particolare. Pur nella diversità di approccio, per Carlo la scommessa di catturare l'attenzione del pubblico con argomenti bassi e inverosimili, secondo quello che dice poi. Per Gasparo la ricerca di una risposta alta e formalmente elaborata ai racconti delle avole. I 2 fratelli si trovano insomma nello stesso anno a fare i conti con la tradizione favolistica e a interrogarsi variamente su potenzialità e scopi di una scrittura letteraria che mescoli l'utile dell'insegnamento morale con un dolce variamente desunto dai ricordi infantili. Le anticipazioni sulla Gazzetta Veneta ci descrivono dunque il mondo morale come un periodico letterario basato su un intento pedagogico e retto da una pluralità di voci, in cui troveranno spazio una narrazione allegorica per fanciulli e scritture femminili prive di orpelli eruditi. Quando però, a partire dal 5 maggio 60 e per i 3 mesi successivi, ne esce la prima parte, quella che poi raccolta in volumi e sarà la prima parte, il pubblico si trova di fronte a un prodotto piuttosto diverso, un romanzo a dispense, ostico anche per un lettore preparatissimo e denso di citazioni nonostante sia attribuito a una donna, a cui sono mischiati di tanto in tanto dei brevi componimenti subordinati alla scrittura narrativa. Ad essere disattesa è prima di tutto l'alternanza fra voci diverse, che garantisce la varietà del periodico ed è legata alla dimensione collettiva della congrega. Nonostante venga più volte evocata, essa è infatti negata nei fatti dalla presenza nel primo tomo di 11 lunghi capitoli del romanzo allegorico a cui si avvicendano un esiguo numero di scritture diverse. Del resto, una spia della crescente centralità del romanzo si ritrova nel cambiamento di titolo. Quando esce il periodico, l'iniziale I Pellegrini, capace di evocare la struttura più fuochi della cornice, viene sostituito infatti dalla dicitura Il mondo morale, conversazioni della congrega dei pellegrini,
con l'estensione del titolo del romanzo a titolo dell'intera gazzetta e la menzione della congrega solo nel sottotitolo, quasi ad indicare un'equivalenza fra la parte di il tutto e indurre all'identificazione dell'intero lavoro con l'opera che ne costituisce, almeno all'inizio, la maggior parte. È vero che a partire dal secondo volume Gozzi compie una svolta radicale cercando di recuperare il progetto iniziale di una gazzetta multiforme. Del romanzo vengono pubblicati solo altri 3 capitoli, 2 nella seconda e 1 nella terza parte, mentre si susseguono pezzi brevi e traduzioni di dialoghi di Luciano o della morte di Adamo di Klopstock, intervallati da inserti critici. Gozzi cerca a questo punto di accostare fra loro le singole parti in un'attenta regia, ma finisce col passare del tempo per giustapporle le une alle altre in modo sempre più sbrigativo. Comunque sia, il periodico, fra la preponderanza del romanzo nella prima parte e il susseguirsi di traduzioni in seguito, non sembra raggiungere mai un equilibrio e anche per questo probabilmente finisce per naufragare presto. Se il mondo morale disattende alle aspettative per quanto riguarda l'impianto complessivo, anche il romanzo allegorico appare del resto piuttosto distante da quello che avremmo potuto immaginare in base alla sua descrizione nella Gazzetta Veneta. Rispetto alla favola annunciata ci troviamo infatti di fronte a un'opera piuttosto difficile da seguire, basata su una fitta intelaiatura di personaggi allegorici. Autrice ne è la Pellegrina prima, che però si serve dell'aiuto dei suoi compagni per stendere le note e per gestire la complessa onomastica greca attribuita ai personaggi. Per facilitare il compito del lettore, ogni capitolo è introdotto da un breve riassunto dell'argomento allegorico e da una parallela spiegazione dell'allegoria, in cui compaiono anche le traduzioni dei nomi greci. Nonostante la complessità del disegno, fin dall'inizio la Pellegrina prima afferma di aver composto la sua storia, novella o favola capricciosa, così la definisce, a squarci, perché venisse letta giornalmente dalla congrega secondo che le esce dal cervello. Unico filo conduttore del suo lavoro rimane infatti l'intenzione di scrivere una morale sotto il velo dell'allegoria. In cosa consiste esattamente questa morale e quale ne sia l'utilità, traspare più chiaramente da un altro intervento, premesso questa volta al secondo volume dell'opera, quando ormai ne è già stata data alle stampe la maggior parte. Quello che ho fino al presente sotto il velame dell'allegoria raccontato non è, come può ciascheduno vedere, tratto da un lungo esame di libri, ma dallo studio della natura e più di me stessa. Riandando i primi anni della vita mia e intrinsecandomi di tempo in tempo col pensiero nei principi di quella, vi ritrovai tutti quei germogli di virtù e di vizi dei quali in generale ho favellato e me, sotto l'aspetto d'un'intera regione, dipinsi. Ognuno può essere libero a sé medesimo, né credo certamente che tutti gli scrittori e i librai possano offerire opera di maggiore utilità e diletto. Il passo ci mostra la certezza gozziana che la realtà sia immutabile e che una profonda riflessione su se stessi abbia una validità universale. In linea con queste direttive, il testo narra parallelamente la storia di quanto avviene in un singolo uomo che passi dall'innocenza infantile allo sviamento delle passioni e quella di tutto il genere umano, dalla primitiva età dell'oro al presente. Questa sovrapposizione risulta evidentissima anche solo ripercorrendone la trama, che vi riassumo brevemente sciogliendo già i nomi greci per renderla comprensibile. A Cardia, città nobile del regno di Andropo, l'innocenza regna sugli uomini aiutata dalle sue sorelle virtù. Ad esse si oppongono le passioni, che capeggiate dalla superbia e dalla frode ordiscono un piano per prendere il potere. Per riuscire nel loro intento, decidono di liberare la curiosità rinchiusa in una caverna che allettano grazie all'aiuto del piacere. Una volta che la curiosità riesce ad entrare nella grotta abitata da Psiche, le malvagie passioni ne prendono stabilmente possesso e affine così il regno dell'innocenza. La regione subisce una serie di sconvolgimenti, in parte naturale conseguenza del passaggio dalle virtù alle passioni, come la nascita del dolore, in parte favoriti dalle stesse passioni che sobillano i loro nuovi sudditi per farli uscire dall'originaria tranquillità. Così, prima viene instillato nei loro cuori un grande amor di sé,
attraverso il succo dell'albero del vantaggio, poi, cavalcando il desiderio delle donne di primeggiare e di essere più ammirate delle altre, il piacere e l'amore inventano i primi vestiti. Nell'ultimo capitolo pubblicato si racconta così la nascita della moda. A giudicare dalle anticipazioni fornite nel testo, Gozzi aveva intenzione di aggiungere a tutto questo perlomeno il nascimento delle arti bisognevole agli uomini e le evoluzioni successive del genere umano fino al tempo in cui si cambieranno le caverne in capanne e queste in case e in palagi, saranno navigati fiumi e mari, si penetrerà nelle più profonde viscere dei monti. Questa esile trama, complicata da numerosi passaggi secondari, ognuno denso di rimandi allegorici, è accompagnata poi da descrizioni molto elaborate, dalla caverna di Cefalos, in cui è rinchiusa la curiosità, allo stagno delle passioni sferzato dai venti che rappresentano l'appetito irascibile e il concupiscibile, fino a un singolare ordigno, di cui si serve il piacere per convincere gli uomini ad abbandonare il regno dell'innocenza, sotto cui è raffigurata l'eloquenza. E a uno sfoggio di abilità retoriche anche fuori dal piano allegorico sono senz'altro da ricondurre discorsi e orazioni che costellano il testo, organizzati talvolta come dissoilogoi. Ad esempio è il caso di un passo in cui si susseguono prima un discorso dell'ira e poi il discorso dell'accidia per sostenere ovviamente due cause opposte. Anche al di fuori della spiegazione allegorica e della sostenutezza retorica dell'enunciato, il romanzo dialoga con una fitta schiera di riferimenti colti, apertamente evocati nel testo o in nota. La Bibbia, l'Odissea, i dialoghi di Platone, le Metamorfosi di Ovidio, varie opere di Seneca e testi più recenti come il saggio sull'intelletto umano di Locke sono accostati in un sincretismo che mescola antico e moderno, sacro e profano. Di vari passi esistono del resto più livelli di interpretazione, favoriti dalla presenza della seconda voce preposta alle annotazioni, che arriva a coinvolgere il lettore in un indovinello o a celare, nel gioco dei rimandi, interpretazioni audaci a particolari passaggi del testo. È il caso di un passo in cui una descrizione ripresa dall'Odissea viene riletta attraverso la lettura di Messier de la Motte nell'Hexameron Rustique, che era tutta in chiave sessuale. Prima di proporre qualche osservazione conclusiva, occorre soffermarsi su un ultimo scritto pubblicato nel Mondo Morale, le riflessioni di un pellegrino intorno all'utilità dei romanzi. Si tratta di un pezzo in cui, riprendendo una polemica allora molto in voga, Gozzi discute il rapporto fra storia e invenzione. Una volta ammesso di aver sempre provato diletto nel leggere poesie e romanzi, in un repertorio che muta con l'età e spazia dall'Eneide al romanzo antico e cavalleresco fino all'uomo di qualità, il pellegrino si interroga sull'utilità di simili letture, sostenendo che questi testi, pur facendo professione di narrare favole e bugie, offrano un'ottima fonte per la comprensione dei costumi di tutti i secoli e di tutti i paesi. L'assunto su cui si basa il suo ragionamento è la classica teoria della letteratura come imitazione. Vi leggo un passo del testo. La poesia e la favola sono un'imitazione della natura trovata per dar diletto, dicono alcuni anche per utilità, ma questo ne venne dopo. Perché l'imitazione sia dilettevole, la deve dunque aver l'occhio alla natura, traendo dal vero che vede una certa verosimiglianza. Da questa similitudine nasce il piacere, perché l'animo di chi confronta l'originale con la copia sente in sé quel subito diletto della sua capacità nel giudicare e senza avvedersene è, per così dire, grattato da quell'astuto traforello dell'amor proprio, per la qual cosa l'avveduto poeta o romanziere non esce punto nell'imitare dai costumi dei tempi suoi. Il diletto per Gozzi non consiste nel piacere del racconto in sé, ma nella soddisfazione prodotta nel lettore dalla sua capacità di cogliere le analogie fra la realtà e la sua copia letteraria. È dunque una sfida dell'intelligenza, tanto più diffusa ed efficace, quanto più gli scrittori riescono ad attingere alle cose che vedono essere le più comuni e universali del loro secolo. Gli esempi che seguono confermano come Gozzi, lodando l'attitudine dei romanzi a rendere i costumi di tutti i paesi, non alluda semplicemente al criterio di verosimiglianza, ma alla capacità di ogni opera di dirci qualcosa anche solo del gusto e delle passioni predominanti nel periodo in cui è stata scritta. Da Omero si vedono così ispirare
ira, guerra, vendette, frodi, superstizioni tipiche dei greci dell'epoca. Allo stesso modo, l'inondazione di romanzi meravigliosi che ci vennero dalla Spagna ci dipingono il carattere degli spagnoli di animo alto e inclinato alla meraviglia, così dice ancora Gozzi. La concezione pienamente classicistica sottesa alla riflessione gozziana si veste dunque di una precisa valenza storica. Gozzi non sta infatti presentando la narrativa come semplice specchio della realtà o di verità immutabili, ma ne sta facendo lo strumento per rendere una diversità diacronica, al punto che se ci fossero rimasi di tempo in tempo romanzi dal diluvio in qua di ogni nazione e di ogni tempo, noi vedremo quali virtù o quali vizi regnarono nei popoli e come in un secolo regnò più l'uno che l'altro. È sullo sfondo di queste riflessioni che dobbiamo considerare il romanzo allegorico. Da un lato è vero che l'allegoria, con la sua difficoltà di interpretazione, dovrebbe moltiplicare il piacere intellettuale di cogliere analogie e riferimenti. Tuttavia, se pensiamo al compito della narrativa di rispecchiare la società che l'ha prodotta, la scelta di un'opera così lontana dalla realtà appare quantomeno curiosa, e questo l'aveva notato anche di recente, tornando su questo testo, il professor De Michelis. A decretarne la stranezza non è tanto l'uso dell'allegoria in sé, né tantomeno il ricorso a quel meraviglioso presente in buona parte dei romanzi elogiati nelle riflessioni di un pellegrino, ma il particolare tipo di allegoria proposto nel mondo morale, proiettata in un mondo completamente irreale e intenta a descrivere un lento abbandono di un'età dell'oro che si perde nella notte dei tempi. Di fronte a questa constatazione mi sono chiesta perché Gozzi compia questa scelta. Perché nel 1760, pur apprezzando il Nobel di ambientazione contemporanea e il realismo goldoniano, si mette a comporre un romanzo allegorico come Il mondo morale. Ora, sono possibili molte spiegazioni. L'esigenza di dedicarsi, come ha detto la professoressa Crotti, a materiali di durata narrativa più ampia rispetto alla Gazzetta Veneta, la predilezione per le scritture allegoriche, il desiderio di veicolare un messaggio morale, la tentazione, come ha scritto il professor De Michelis, di cercare protezione e riparo nella tradizione, operando nei fatti un ripiegamento classicista quando avrebbe potuto dedicarsi a un giornalismo moderno sul modello spettatoriale. Ma tutte queste cose avrebbe potuto realizzarle, come del resto farà in seguito con l'Osservatore, con un periodico composto di novelle fantastiche e allegorie di poche pagine, molto più in linea del resto con la tradizione breve della nostra letteratura morale, per una cui categorizzazione rimando al saggio del professor Quonda. Per dedicarsi a un'impresa così gravosa come la redazione di un romanzo, deve essere stato spinto da propositi più ambiziosi. Quali fossero questi propositi e da cosa fossero stimolati non posso dirlo con certezza. Mi limito per il momento a farvi notare alcune interessanti sincronie. Come abbiamo visto, nello stesso mese in cui escono dai Torchi gli ultimi fascicoli del mondo morale, viene rappresentata la prima fiaba di Carlo, L'amore delle tre mele arance, tratta dalla stessa favola a cui Gasparo allude presentando il suo romanzo allegorico sulle pagine della Gazzetta Veneta. Al momento di recensire questa e altre fiabe, Gasparo le interpreterà in senso allegorico, tanto da far dire al diretto interessato che i gazzettieri vi avevano scoperto delle profonde allegorie che lui non aveva nemmeno sognate. Se è vero che Gasparo usa la lettura allegorica per distogliere l'attenzione dal portato satirico delle opere del fratello, è anche vero però che in seguito, come ha mostrato Alberto Beniscelli, Carlo accetterà di buon grado questa interpretazione e ci costruirà sopra la sua poetica fiabesca, usando l'allegoria come mezzo per investire il fantastico di significati filosofici, e penso ad esempio all'Augello in Belverde. Nel 1759, solo un anno prima del mondo morale, un amico personale di Gasparo e un membro dell'Accademia dei Granelleschi, Alvise Querini, pubblica un poema epico in ottave sulla scoperta dell'America intitolato L'ammiraglio delle Indie. In esso ripercorre le vicende di Cristoforo Colombo durante i 2 primi viaggi, utilizzando materiale ampiamente noto della letteratura sulle scoperte e già comparso in precedenti prove epiche, ad esempio nel Mondo Nuovo di Stigliani. Sebbene il testo abbia una sua coerenza interna
narri una storia realmente accaduta e documentata, supportata qua e là da un uso discreto del meraviglioso Cristiano. Nella lunga lettera al fratello premessa al testo, Querini ne fornisce una densa chiave di lettura allegorica secondo la quale il suo poema raffigurerebbe il percorso del savio che, arrivato a possedere l'abito della virtù, in quello si riposa e si dà pace, come termine dei suoi desideri e dell'umana felicità. Come sappiamo, inoltre, Gozzi e Sodali si erano cimentati negli anni immediatamente precedenti in una serie di letture dantesche che avevano portato all'edizione della commedia con gli argomenti di Gasparo e alla difesa di Dante. Se consideriamo tutti insieme questi elementi, suggestioni dantesche, lettura allegorica delle fiabe di Carlo, imposizione di una sovrastruttura allegorica a un poema sulle scoperte, si può ipotizzare che alla fine degli anni 50, in seno all'Accademia dei Granelleschi, si sviluppasse una riflessione intorno alla letteratura figurale che potrebbe aver condotto Gasparo a cimentarsi in qualcosa di più ampio ed elaborato rispetto alle scritture precedenti. Ho l'impressione, insomma, che quello stesso cenacolo intellettuale che 10 anni prima gli suggeriva o supportava, nel senso non voglio attribuire ai Granelleschi qualcosa che sia fuori, insomma, dalle corde di Gasparo, però sono semplicemente ampliare un po' l'orizzonte. Quello stesso cenacolo che 10 anni prima gli suggeriva o supportava una poesia discorsiva dai toni morali, di cui ci ha parlato ieri il professor Pizzamiglio a proposito dei sermoni, in questa fase spinga per un impegno maggiore e per la rilettura di generi anche tradizionali in una chiave allegorica. Probabilmente attraverso lo strumento classico dell'allegoria si cela il tentativo ambizioso di scrivere una letteratura che non si limiti a rispecchiare il mondo, ma che sia portatrice di significati etici ulteriori. In questo i due fratelli Gozzi condividono, sebbene spesso in disaccordo fra loro, una parte di strada, nella ricerca di generi che coniughino insieme il nuovo e l'antico, attraverso la fascinazione di racconti infantili capaci di veicolare messaggi profondi. Non a caso Carlo criticherà il teatro goldoniano proprio perché lo specchio che pone davanti allo spettatore restituisce la realtà tale e quale, senza interventi correttivi o scopi morali. Non a caso, come dicevamo, sebbene critichi in un primo momento l'impostazione delle recensioni di Gasparo, Carlo proporrà nella più lunga lettera la difesa del genere allegorico, sotto la cui categoria poi della cui categoria si può discutere, però insomma. Per concludere vorrei sottolineare un'ultima sincronia. Nei mesi che seguono l'abbandono da parte di Gozzi tanto del mondo morale che della Gazzetta Veneta, quest'ultima non viene chiusa ma prosegue affidata alla penna di Pietro Chiari. L'abate bresciano approfitta del suo nuovo ruolo di gazzettiere per fare pubblicità alle sue opere. Fra le altre cose annuncia a più riprese l'uscita del romanzo La Bella Pellegrina, un'opera che, se ritarda a vedere la luce, con la sua novità, a detta dell'abate, ripagherà il lettore dell'attesa perché l'idea è nuovissima, nuovo del pari l'intreccio e nuova la distribuzione delle sue parti, che piene riescono di caratteri e di riflessioni adattate ai costumi correnti. L'esperienza insegna a non fidarsi delle dichiarazioni chiariane, soprattutto se subordinate a un lancio pubblicitario. Il romanzo in questione merita però qualche riflessione supplementare. Si tratta infatti di un'opera in cui il racconto della narratrice è diviso non in semplici articoli ma in giornate, corrispondenti alla porzione di storia che la protagonista scrive e legge quotidianamente a un altro personaggio. A questo singolare andamento si aggiunge il fatto che in ogni capitolo Chiari spende non poche pagine per affrontare un tema morale connesso alla trama attraverso agganci spesso aleatori. Si crea così una frattura fra la narrazione vera e propria e l'istanza commentativa in cui Clerici ha visto a suo tempo una caratteristica costante del romanzesco chiariano, ma che in realtà emerge in questo testo più che in tutti gli altri, favorita dal tentativo posticcio di accostare contenuti nobili al semplice svolgimento del plot. Se consideriamo il fatto che un gruppo dei pellegrini era stato portato alla ribalta dal periodico gozziano, con cui si proponeva una narrativa di tipo completamente diverso,
che era fra l'altro pubblicata a puntate, si può ipotizzare che Chiari, sempre attento a cavalcare le mode, cerchi di ricalcarne la scia, con un prodotto che richiami nel titolo quello del giornale. La Bella Pellegrina allude ai pellegrini, alla congrega di pellegrini, ma non snaturi una formula romanzesca di successo come la sua per inseguire un esperimento già esaurito e di fatto fallimentare. Bene, ecco, abbiamo visto più da vicino le motivazioni, mi pare complessivamente plausibili, di questo fallimento di cui si è sempre parlato, fallimento di una formula e di un giornale che non è un giornale e di queste prospettive gozziane nel costruirlo che oscillano appunto tra modelli letterari veri e propri e questo continuo desiderio di contatto col pubblico. Quello che poi così credo faccia proprio riflettere è come bene o male l'esperienza della Gazzetta continua e contemporaneamente Gasparo, che non ha più la gestione della Gazzetta, affianca quest'altra pubblicazione periodica. Ecco, un momento di forti contrasti anche di modelli. Benissimo, accennavamo e l'abbiamo ripetuto in vari momenti come alcune importanti aggiunte, soprattutto direi finora alla produzione di Carlo Gozzi, vengano dal recupero e dalla poi catalogazione e dal deposito alla Biblioteca Nazionale Marciana del Fondo Gozzi, che era conservato nella casa nella villa di Visinale dalla famiglia, dall'ultima discendente della famiglia, e naturalmente questa importante acquisizione, il cui merito va indubbiamente a Fabio Soldini, e questa importante acquisizione che ha illustrato e dato risalto da tutti i punti di vista al centenario di Carlo di qualche anno fa, ecco, sia naturalmente un grosso cantiere dove abbiamo sì una bella catalogazione, ma dove poi carta per carta abbiamo ancora molte novità e molte sorprese che ci aspettano. E di questo vediamo appunto Stefano Trovato se ce ne porta qualcuna e di quali argomenti si tratta. Prego, Stefano. Grazie. Buonasera, grazie all'Istituto Veneto, grazie anche al professor Pizzamiglio. Appunto, novità dalle carte Gozzi. Non ci sono, diciamo, molte novità per quanto riguarda Carlo e Gasparo, perché sono già state studiate. Appunto, queste carte Gozzi appunto sono un complesso di carte di famiglia accumulate in varie generazioni e a lungo conservate, come appunto diceva il professor Pizzamiglio, presso gli eredi nella dimora di terraferma. Gli eredi già negli anni 30 avevano ceduto una prima parte di queste carte alla Biblioteca Marciana. All'epoca il proprietario di queste carte era Gaspare Gozzi, un pronipote dell'Almorò, fratello dei... forse più lontano è meglio? Sì, chiedo scusa. Era appunto il proprietario delle carte Gaspare Gozzi, pronipote dell'Almorò, fratello dei settecenteschi Carlo e Gasparo. Poi appunto, come è già stato accennato, nel 2003 la successiva parte di queste carte è stata ceduta alla Biblioteca Marciana grazie all'intervento di Fabio Soldini e nel 2006 è stato pubblicato un catalogo che appunto cerca di descrivere, di fare il punto della situazione sul contenuto di queste carte. Negli ultimi anni si è poi susseguita una serie di studi e di edizioni, in particolare riguardanti l'attività letteraria di Carlo, del quale sono stati pubblicati anche testi inediti, e grazie a persone presenti appunto in questa sala. Il Fondo Gozzi in effetti è per lo più costituito da carte dei celebri fratelli del Settecento, Carlo appunto e Gasparo.
e queste hanno attirato naturalmente l'attenzione degli studiosi. Vi è però una parte cronologicamente posteriore sulla quale vorrei attirare l'attenzione, perché apre molti squarci sulla storia sociale e letteraria dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Si tratta di documenti, carte, manoscritti, anche dattiloscritti di varia natura, che attestano le varie vicissitudini degli eredi, soprattutto dei discendenti di Almorò, il fratello appunto dei due più celebri Gozzi. Sono interessanti appunto prima di tutto perché ci permettono di studiare le vicende della famiglia nell'8 e nel Novecento, e poi perché in questo che era appunto un ospedale di poeti, come era stato definito da Carlo nel Settecento, in questa famiglia appunto di poeti non mancano gli emuli di Carlo e di Gasparo. E tra l'altro è da notare che gli eredi maschi di Almorò, l'Almorò del Settecento, si chiamano alternativamente Gaspare e Carlo. Il figlio di Almorò, nato nel 1774, si chiama Gaspare. Il figlio di questo Gaspare, nato nel 1800, si chiama Carlo. Poi c'è il figlio di questo Carlo, nato nel 1856, che si chiama Gaspare, ed è quello che negli anni 30 cede alla Marciana una parte delle carte Gozzi e fa anche un primo tentativo di riordinamento di queste carte. Poi c'è il figlio di questo Gaspare, nato nel 1889 e morto in guerra nel 1916, che è quello con cui si estingue la discendenza diretta maschile di Almorò. Quindi di questi Gozzi ci sono varie carte, varie poesie conservate in questo fondo. Ci sono anche poesie del Giambattista Gozzi, figlio di Gasparo, però queste sono poesie non inedite. Poesie di un altro Gasparo Gozzi, appunto il figlio di Almorò, e poesie forse quelle più interessanti dei vari, diciamo, poeti di famiglia, di quel Carlo Gozzi che ho appena detto essere morto in guerra nel 1916 ed essere l'ultimo discendente in linea diretta maschile di Almorò. Questo Carlo Gozzi tra l'altro è morto in guerra giovane perché aveva 27 anni quando morì in guerra. E questo Carlo appunto è il figlio del Gaspare, di cui, come detto, a cui come ho detto si deve un primo tentativo di riordinamento del fondo. Questo Gaspare, nato nel 1856 e morto nel 1935, quindi quasi 20 anni dopo il figlio, contribuì inoltre all'incremento del fondo con vari manoscritti su differenti argomenti. Per esempio, scritti sul divorzio, su Giuseppe Giusti, appunti di bibliografia sull'Africa, vari scritti di storia veneziana, per esempio uno scritto in materia di storia di Venezia nel IV decennio del XVIII secolo, per le nozze di una certa Laura Mocenigo nel 1884. Anche qui un po' ci si ricollega alla tradizione di famiglia. Nel Settecento per le nozze in genere si scrivevano sonetti, poesie e così via. Nell'età del positivismo si tende a scrivere invece dei noiosi trattati di erudizione e quindi diciamo però, sì, però non è detto che fossero meno noiosi di alcuni sonetti per nozze, che anche quelli in certi casi sono davvero noiosi. Ci sono anche appunti di storia della letteratura e anche di questo Gaspare Gozzi annotazioni un po' più private, per esempio alcune annotazioni intitolate da lui stesso, Le mie relazioni di famiglia e più ancora, oppure Se il manifestare pubblicamente il proprio cordoglio per la morte di un uomo è un tributo doveroso. Poi di questo Gaspare fece confluire in queste carte Gozzi anche delle lettere di Antonio Papadopoli, che è un conoscente di Leopardi, tra gli altri, comunque uno dei personaggi attivi nella vita culturale di Venezia nella prima metà dell'Ottocento, e infatti questo Gaspare Gozzi, che appunto fece confluire nelle carte Gozzi queste lettere di Antonio Papadopoli, pubblicò nel 1886 una scelta di lettere di illustri italiani ad Antonio Papadopoli a Venezia presso la tipografia Antonelli. E tra l'altro questo Antonio Papadopoli è stato recentemente portato alla ribalta da un saggio di Gaspare Polizzi in Quaderni Veneti di qualche anno fa. E il Gaspare Gozzi contribuì all'incremento del fondo anche con una poderosa raccolta di
lettere, documenti originali in copia che vanno dal XVII secolo e arrivano fino alla prima metà del XX secolo, riguardanti una questione legale diciamo, impressionante, cioè il diritto di passaggio su un ponte costruito diciamo, nel Friuli, dove la famiglia Gozzi aveva acquisito il diritto di passaggio dalla Repubblica Veneta nel lontano XVI secolo. Ancora nel XX secolo la famiglia Gozzi riteneva di avere dei diritti. Anche qui ci si ricollega alla tradizione di famiglia, perché chi legge le Memorie inutili o chi ha visto appunto legge l'epistolario di Carlo Gaspare Gozzi vede che anche lì c'è una marea di questioni legali in cui Carlo Gozzi appunto si diffonde. E di questo Gaspare vi è anche un'interessante lettera riguardante la condizione degli studi all'Università di Padova nella seconda metà dell'Ottocento, che vi leggo in parte. Questa lettera è del 1873, quindi questo Gaspare è giovanissimo, perché appunto abbiamo detto è nato nel 1856, scrive al padre e dice, appunto, descrive un po' la situazione degli esami, degli studi all'Università di Padova. Allora cito una parte e lui dice: «Oh che bordello», testuale appunto, «si canta, si fuma, si fa il diavolo a quattro. Il compito di italiano fu un bel giorno goduto nelle passate vacanze e io Gaspare Gozzi, descrissi il mio viaggio a Barcis. Il compito di latino si intende fu. Poco imparò chi da sé nulla imparò. Io lo feci». Poi aggiunge: 3 o 4 me l'hanno corretto. Oggi poi Vianello, che non si sa che è, comunque deve essere un suo amico, ha fatto l'esame di latino a voce per un farmacista, punto esclamativo, cioè 2 punti esclamativi proprio nella lettera. E quindi insomma, c'è proprio uno squarcio, insomma, quasi per carità, sono poche righe, quindi diciamo può essere anche l'impressione del primo impatto, perché qui appunto questo Gaspare Gozzi giovanissimo, insomma, quindi ha 17 anni quando scrive queste righe, e però insomma ci si ritrova, insomma. Allora, prima di tutto lui tra l'altro in alcune righe che non ho citato fa riferimento al professor Canal, che è appunto un personaggio noto, oggetto di una biografia, di una voce biografica nel dizionario biografico degli italiani da parte di Sebastiano Timpanaro, anche di un saggio di Dante Nardo in Minerva Veneta, e che appunto aveva la cattedra di lingua e letteratura latina all'Università di Padova. Però appunto questa lettera aggiunge soprattutto quella che chiamerei una briciola documentaria, perché non è molto, insomma, però uno squarcio, insomma, una briciola documentaria alle testimonianze sulla vita scioperata di studenti nell'Università di Padova nell'Ottocento. Vita scioperata almeno secondo altre descrizioni che magari sono anche un topos. Per esempio c'è una descrizione pubblicata da Arnaldo Fusinato nel 1847 che si intitola Lo studente di Padova, appunto. E Arnaldo Fusinato è il poeta noto per i celebri versi scritti per la caduta della Seconda Repubblica di Venezia nel 1849, appunto il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte Svento la bandiera bianca. E Arnaldo Fusinato appunto nel 1847 pubblica questa diciamo, raccolta di versi che si intitola Lo studente di Padova, e tra le altre cose isola alcuni punti, descrive così il comportamento del matricolino. Il matricolino per le strade bestemmia ad alta voce, tutta la notte è su per i biliardi, cerca la compagnia dei più gagliardi, dal piacer non si ritrova più, vado avanti, quando è in teatro egli si crede in piazza e fa un casa del diavolo un bordello, la stessa parola che usa appunto Gaspare Gozzi nella lettera del 1873. Canta coi cori, sibila, schiamazza, batte in terra il baston, grida, eccetera, eccetera. E, tra l'altro quest'opera poi ho visto che fu ristampata anche nel 1948 a Padova dall'ente provinciale per il turismo, forse erano cambiati i tempi, era ritenuto appunto già più folcloristico, insomma, così via. No, Fusinato non è l'unico, per esempio un altro poeta che poi come Fusinato fu autore di poesie risorgimentali, anche se forse meno noto, Augusto Zagnoni, dipinge anche lui appunto in quegli anni ironicamente la vita degli studenti. Però appunto in maniera ironica dice sì, ma adesso gli studenti non sono più come una volta, perché appunto una volta questi studenti insomma facevano caos, insomma così via. E invece Zagnoni ironicamente dice no,
dove sono adesso le orge prodotte in fino all'alba? Or, gli studenti appunto, si sono fatti buoni, vanno a casa alle 10 e buonanotte. In van spumeggia il vin, in van sudano i cuochi, cioè come a dire, adesso gli studenti non si ubriacano più, non mangiano più, insomma adesso gli studenti si sono fatti bravi, si pensa molto e se ne spendono pochi. Quindi queste sono testimonianze poetiche dell'epoca, però appunto anche gli studi attuali, insomma, basati anche sulla documentazione d'archivio, dall'archivio di Stato di Padova all'archivio dell'Università di Padova, tendono a confermare il ritratto appunto che si vede nelle pagine di Fusinato in queste righe della lettera di Gaspare Gozzi. Per esempio c'è un saggio di Davide Zotto che si intitola appunto Le intemperanze morali della comunità studentesca e riguarda soprattutto il periodo austriaco, cioè quello fino al 1866. E appunto Zotto conclude che gli studenti erano una specie di corpo separato dal resto della città, come già anche in epoche precedenti, e non vivevano gli studi a Padova come un periodo di formazione, ma piuttosto come l'ultimo periodo di libertà della giovinezza. E qui arriva appunto la cosa interessante, perché appunto per Zotto, che studia appunto vari documenti d'archivio, testimonianze di studenti e così via, pare che non bisognasse studiare molto per superare gli esami, perché dice l'importante era frequentare le lezioni e rispondere agli appelli. Ci si ritrova un po' nelle lettere di Gaspare Gozzi. Per poter superare l'esame era sufficiente leggere pochi giorni prima gli appunti. E insomma fa alcune osservazioni in base ad altri documenti d'archivio e aggiunge Zotto che accadeva spesso che alcuni studenti rispondessero all'appello anche per i compagni assenti. E Gaspare Gozzi appunto dice oggi Vianello ha fatto l'esame di latino a voce per un farmacista, cioè uno si è sostituito a un altro. E appunto per Zotto appunto la vita appunto studentesca era molto divertente, perché appunto nel periodo austriaco gli studenti erano anche percepiti dai cittadini e dalle autorità come un corpo sociale ben definito istituzionalmente, quindi tutto sommato avevano anche un peso, come già appunto nel passato, di corporazione quasi. E quindi nello squarcio di vita universitaria che si coglie dalla lettera di Gaspare Gozzi si intravede ancora nei primi anni del Regno d'Italia la persistenza di questi fenomeni di quasi anarchia universitaria, anche se in maniera un po' ridotta per quanto si può giudicare da queste poche righe. E in effetti, secondo un altro studio recente sulla storia dell'Università di Padova dopo l'Unità d'Italia, si nota che nei primi anni del Regno d'Italia, quindi tra il 1866 e il 1873, che è proprio l'anno della lettera di Gaspare Gozzi, non c'è ancora una forte uniformazione dell'Università di Padova ai regolamenti, alle normative delle restanti parti del Regno d'Italia e quindi tende ancora ad avere una certa sua specificità in questi primi anni del Regno d'Italia. Ecco, quindi questo appunto è un esempio che volevo portare all'attenzione appunto di questo convegno, di come dalle carte Gozzi, oltre naturalmente a studiare tutto quello che si può studiare su Carlo e su Gasparo Gozzi del Settecento, si possono cogliere numerosi squarci sulla storia dell'8 e del Novecento, visto da questo particolare osservatorio, che è l'osservatorio di una famiglia dell'aristocrazia in decadenza, perché appunto, come ho già ricordato prima, tutto quel complesso di carte sulla lite giudiziaria riguardante il diritto di passaggio su quel ponte nel Friuli fa vedere che comunque, leggendolo bene, la famiglia Gozzi è economicamente in decadenza, insomma ci sono varie liti, anche perché appunto si litiga anche perché il denaro inizia a mancare, insomma. Però appunto poi si possono anche fare studi appunto sulla personalità, diciamo, sulla
la produzione poetica o comunque letteraria di questi eredi gozzi, che certamente non hanno la statura dei Carlo e dei Gasparo, che però comunque meritano attenzione. E soprattutto anche vedere come loro consciamente o inconsciamente si ricollegano al modello dei loro avi. Per concludere, tornare appunto al Settecento, questa lettera di Gaspare Gozzi sulla condizione degli studi dell'Università di Padova si ricollega appunto, non so se consciamente o inconsciamente, a una precedente polemica del celebre Carlo Gozzi, il Carlo del Settecento, sempre sulla condizione degli studi all'Università di Padova, perché in una lettera inviata all'amico del cuore Innocenzo Massimo Senior, inviata nel 1787, descrive la condizione degli studi in base a quello che gli riferisce l'omonimo nipote, cioè il Carlo figlio di Francesco. E qui cito quello che appunto scrive Carlo Gozzi. Carlo, dice, narra che l'andare alle lezioni non è che una formalità superflua e che egli niente impara dai signori professori che vanno in cattedra solo per ambizione. Che si apprende più a leggere un buon libro che ad andare a quelle sciocche lezioni. Quindi anche lì insomma c'è un ritratto un po' a tinte forti dell'Università di Padova. Bisogna anche dire che appunto Carlo Gozzi, come è noto, non aveva mai ricevuto un'educazione letteraria raffinata come quella del fratello Gaspare, appunto per le note vicende del dissesto economico della famiglia Gozzi, era anche lui, questo Carlo Gozzi appunto era appunto alla differenza di Gaspare più forse un autodidatta, insomma, quindi magari anche lì, qui, quando scrive questa lettera vuole un po' tirare anche lui l'acqua al suo mulino, insomma. Però comunque è diciamo, una curiosa coincidenza tra Gozzi di varie generazioni. Grazie dell'attenzione e dell'ospitalità. Certo, da quello che ci ha ben detto Stefano Trovato, c'è una forte coscienza familiare e una forte presenza dei due fratelli settecenteschi, questa martellante alternanza di nomi dà il segno per l'appunto è cosa. Che poi l'Università di Padova nei secoli avesse tutti questi aspetti goliardici, devo dire che fino a tempi molto vicini a noi effettivamente c'era anche questo aspetto, e quello che mi colpisce soprattutto è proprio il senso di una comunità, quella degli studenti, che vive una sua vita all'interno della città. Problema che ci siamo sempre posti e che, badate bene, ci stiamo ponendo anche, per dire, a Venezia, i tentativi ultimi di Ca' Foscari di incrementare i collegi e la residenza universitaria, di una dislocazione in varie parti della città, obbedisce anche, e tutta una serie di iniziative obbedisce proprio a questa volontà di cercare di creare un collegamento più forte e più stretto tra l'università e la città. Se poi qualche sera in campo Santa Margherita qualcuno eccede, vabbè, la storia è sempre quella, insomma. Ecco, ma è proprio nella storia dell'università questa sempre difficoltà dell'accademia di entrare in contatto nonostante il succedersi delle generazioni. Benissimo. E allora siamo all'ultima discussione sugli ultimi due interventi, ma come dicevo prima, se nel frattempo fosse emersa qualche memoria dei precedenti o qualche curiosità, nei limiti della presenza dei relatori, possiamo vedere di rispondere e di colloquiare. Prego, Mario. Eccola là. Io ho ascoltato con grandissimo interesse e persino divertimento, cosa non frequente nei convegni scientifici, queste due ultime relazioni. Cominciando dall'ultima, effettivamente il discorso si poteva ampliare proprio relativamente al costume studentesco tra Settecento,
quando i viaggiatori notano il vuoto dell'Università di Padova, cioè nelle lettere di vari Andrés, per esempio, che fu un viaggiatore spagnolo che descrisse Padova, ma anche altri vedono che la vita universitaria era piuttosto smorta. Insomma, evidentemente nell'Ottocento c'è un sobbalzo. Per quanto riguarda questi testi, sono testi che un po' si ritrovano non in tutte le università italiane. Evidentemente in alcuni casi la vita accademica era più, la vita studentesca più contenuta. Per esempio su Bologna qualcosa sopravviene solo nell'Ottocento carducciano, ma un'università che esprime una letteratura simile è Pisa, perché si ricorda lo studente di Padova di Arnaldo Fusinato, ma ci sono i testi di Guadagnoli, il Campanile di Pisa, e soprattutto le memorie di Pisa di Giusti. Ecco, quindi c'è un filone che non si ritrova allo stesso modo a Pavia, per esempio, non si ritrova a Napoli, o perché la polizia era più efficiente o mancava la tradizione di costume. Però è interessante vedere che anche in quest'ambito un Gozzi ci si infila dentro, insomma, questa famiglia che da questo convegno appare piuttosto tentacolare in senso culturale. Ecco, quindi era solo un commento di approvazione a quanto ho ascoltato, e ancora solo per approvazione mi riferisco alla relazione di Valeria Tavazzi. In primo luogo per congratularmi con il garbo straordinario con cui ci ha presentato la sua comunicazione, non solo parlando e leggendo il proprio testo, ma anche leggendo le citazioni e quasi recitandole. Insomma, ha reso molto viva la mia attenzione. Però c'era un altro punto: confesso che la mia conoscenza del mondo morale è molto parziale, e anche quella piccola parte, di quella piccola parte è una conoscenza molto frettolosa, superficiale. Però ascoltando avevo un fastidioso senso di déjà vu, e mi è venuto in mente che non si è mai parlato di un possibile riferimento non solo per il mondo morale, ma in generale per certi aspetti dell'opera dei due Gozzi, e cioè i doni. Non so, oggi non l'ho mai sentito né ieri, però secondo me è, come dire, il tarlo, ma come dico io sono troppo ignorante per poter poi dare una risposta. Esiste, cioè si suppone che sia esistita una congrega dei pellegrini di cui parla il Doni, attiva a Venezia intorno alla metà del Cinquecento, e di appartenenza a una congrega dei pellegrini si fregiano alcuni scrittori solitamente di cose bizzarre. Si dichiara accademico pellegrino l'autore, forse Vincenzo Cartari, dell'Asinina Gloria, cioè appunto una apologia dell'asino, insomma, ecco così, naturalmente con sottintesi morali. Ecco, è un po' un problema della storia letteraria del Cinquecento veneziano, perché riscontri oggettivi dell'esistenza di questa Accademia dei Pellegrini non ci sono, perlomeno io li ignoro e non ho trovato altri che li conoscessero, però ci sono degli scrittori tutti bizzarri che si fregiano, e il Doni dà dei particolari sull'organizzazione di questa accademia, che si chiamava dei Pellegrini perché era gente che non era stabile a Venezia, ma veniva da tante parti, era gente che aveva girato il mondo, così. Ecco, allora mi domando da ignorante, quindi non come osservazione, obiezione, complemento a quanto è stato detto, ma per dire qualcosa che io non so e che mi piacerebbe invece sapere. È ipotizzabile che i Gozzi, in questo singolare personaggio che è stato Anton Francesco Doni, che non era veneziano, ma negli anni in cui è stato a Venezia ha lasciato una traccia molto forte,
Ecco, è possibile che in qualche misura l'abbiano tenuto presente. Ci sono nelle loro opere riferimenti al personaggio, a me non ne vengono in mente, ma naturalmente non ne so molto. Ecco, è una domanda che pongo. Può darsi, io non... Allora, in realtà per quanto riguarda le suggestioni che sono in questo testo sono in gran parte tutte da indagare, nel senso che ci sono, poi ovviamente anche quando io faccio riferimento ai granelleschi, ci sono una serie di letture che sicuramente portano anche nella direzione di un classicismo, appunto, come definirlo, la linea bernesca e poi anche tutta una particolare linea di scrittori che classicamente, insomma, da quello che si sa, i granelleschi propongono. Quello che a me interessava in questa sede in realtà era qualcosa di diverso, ma da questo punto di vista di suggestioni del genere ce ne saranno sicuramente e penso che emergeranno poi con il tempo continuando a indagare, per cui ho preso nota e la terrò in considerazione. Sì. Anton Francesco Odoni in certo modo era una specie di granellesco antelitteram, insomma, un pochino anticipa quel modello così e poi questa prosa allusiva, morale, parlare coperto, insomma, cioè, non lo so. In realtà questo è un ramo interessante che c'è nel testo, soprattutto in determinati passaggi in cui ad esempio a un certo punto viene citato un poeta sempre per un'allusione a sfondo sessuale, un poeta adesso non ricordo il nome, però della tradizione bernesca, e c'è di sicuro tutto questo nel mondo morale, però quello che a me premeva mettere in luce è che oltre a questa linea, che è quella più nota, perché è quella che poi porta agli atti dell'Accademia dei Granelleschi, ci sia anche qualcosa di diverso, che con questa linea faceta dialoga continuamente. Cioè io ho l'impressione che questo testo corrisponda a un bisogno di rilancio che c'è in quegli anni, un po' in questo gruppo di scrittori, di impegni di diverso tipo, di proposte, di opere che abbiano un peso e che propongano un tipo di letteratura impegnato in un modo un po' diverso da come forse lo abbiamo considerato finora. Però è ancora un'ipotesi da vagliare, proprio per questo mi sono limitata a proporre delle sincronie, perché... Sì, in attesa del prossimo io mi sentirei do subito Alessandro, mi sentirei di confermare però queste ipotesi, che loro guardino l'Accademia dei Pellegrini, che conoscessero il Doni è fuori discussione, il Doni allo Zatta, ecco, e che guardassero in generale nella fase granellesca accademie del Cinquecento, tra questa dei Pellegrini e l'Accademia degli Incogniti Loredano, quello è proprio... E il tono è sempre questo, di un'accademia che ha dentro il serio e il faceto, ecco. Poi il bilanciamento tra le due componenti può pendere a favore dell'una o dell'altra, però è questo tipo, l'accademia colloquiale dove si ride e si scherza, e in mezzo si fa anche, che in fondo è il modello granellesco, ecco. Scusa Alessandro. Volevo soltanto ricordare anch'io il Doni allo Zatta nella difesa di Dante, in cui Doni prende, certo. Gasparo dà a Doni il ruolo di farsi portatore delle sue posizioni, quindi sicuramente è un punto di riferimento. Ecco. Bene. Allora concludiamo i nostri lavori ringraziando ovviamente tutti gli intervenuti. Mi sembra che in questi 2 giorni abbiamo fatto un lavoro davvero intenso e che le novità che ci proponevamo all'inizio siano state confermate dai risultati. Quindi mi sembra che questo ritorno, rievocazione di Gasparo Gozzi estesa alla famiglia abbia effettivamente
aperto uno squarcio più ampio del singolo personaggio e più largo ancora i due fratelli su tutta questa vita culturale veneziana, e dei cui aspetti teatrali fra poco in questa stessa sede avremo un esempio con la messa in scena della Semplice in Cerca di Spirito. Per cui ci concediamo una pausa e ci diamo appuntamento per le 20:30 qui per lo spettacolo. Grazie a tutti della partecipazione.